Una volta che ha, diciamo, una strada, poi la continuo un po' per rafforzarlo. Questi sono un po' i segni che saranno sopra, molto. Allora, facciamo così, al centro. Questo lo facciamo più largo, come una sorta di disegno tecnico geometrico, perché il disegno nello spazio, in questo spazio dell'Ardese che è un po' che allude a uno spazio assoluto. Abbiamo fatto leggermente, insomma, però non parlava, diciamo, di magenta. Esatto, il blog di Biase. Quindi vedi, si va verso, prima si stende il velo di cera, poi si segue la venatura della pietra per in qualche modo farla rientrare bene nelle insenature, toglierne l'eccesso e dare l'effetto di lucidatura finale. Poi c'è la fase che sta facendo lui di spazzolatura, che consiste proprio nel smuovere la cera e farla entrare benissimo nella porosità della pietra. A dopo. Ciao, grazie. Ciao.